Metal Cooper. Allora, in questo pannello qua andiamo ad applicare il nostro materiale Metal Cooper, che sarebbe una resina miscelata con delle polveri pure in metallo. Abbiamo 4 versioni: il Metal Cooper, Metal Gold, Metal Iron e Metal Bronze. Quindi in questo caso qua andiamo ad applicare il Metal Cooper. Adesso vi faccio vedere gli altri colori che abbiamo. Vediamo alcuni dettagli del nostro Metal Cooper. Abbiamo fatto uno stencil, un piccolo dettaglio su questa lavorazione di marmorino 300. Qui abbiamo Iron Metal, semplicemente elegante. Immaginate anche una parete fatta tutta con questa lavorazione. In questo caso qua abbiamo una parete fatta, un pannello, però immaginate sempre una parete completa con Metal Bronze. E in questo caso qua abbiamo sempre il nostro marmorino 300 con alcuni dettagli Metal Gold. Guardate proprio lo stencil. Andiamo a miscelare la nostra resina con la nostra polvere Metal Cooper. Quindi in questo caso qua andiamo a miscelare 250 grammi di componente A. Il mio consiglio è sempre miscelare prima ogni componente prima di andarli a miscelare insieme. Quindi misceliamo il nostro componente A, puliamo sempre il nostro attrezzo, quindi iniziamo la nostra miscela, 250 di componente A. Misceliamo sempre il nostro contenuto B. Questa è una resina molto solida e solvente, però non puzza tantissimo, Anzi, non puzza quasi per niente, ragazzi. Allora, andiamo a miscelare bene i nostri due contenuti, componente A, componente B. Una volta che abbiamo miscelato benissimo i nostri due componenti, possiamo aggiungere la nostra polvere metallica, in questo caso il Metal Cooper. Quindi abbiamo versato 250 di resina componente A, 125 di resina componente B e andiamo a mettere 1,5 kg, 1,6 kg di polvere metallica.
Quando abbiamo messo tipo una metà di polvere metallica, diamo una prima miscelata. Misceliamo bene i tre componenti, la resina con la polvere metallica. Guardate che pasta venuta fuori, una bella pastina. In questo caso qua, essendo una resina solvente, se vogliamo diluirla un pochino, ci possiamo aiutare un po' con l'alcol. Adesso andiamo ad applicare il nostro Metal Cooper su una base che abbiamo preparato bene liscia con un'idropittura nera. In più abbiamo passato su il nostro glass lucido per vetrificarlo, no? Che è una quasi resina monocomponente. Dopo aver applicato una prima mano in senso un po' materico, eccetera eccetera, siamo pronti ad applicare il nostro stencil della nostra collezione. Questo qua è una L06. Applichiamo il nostro stencil, posizioniamo con due nastri dove vogliamo e siamo pronti per la seconda mano. Anche in questo caso qua vi consiglio una spatola flessibile, molto flessibile. Il mio consiglio è sempre di non andare proprio a fare lo stencil perfetto, no? Di lasciarlo un po' imperfetto, cioè con dei pezzi un po' spezzati, no? Una volta che abbiamo fatto un primo pezzo, passiamo lo stencil da un'altra parte se vogliamo, oppure ci può bastare solo un pezzo. Una volta disegnata la nostra texture con gli stencil, andiamo a crearci una nostra lavorazione. Una volta fatta la nostra lavorazione, in questo caso molto materica, e passate 24 ore circa, siamo pronti a grattarlo. In questo caso qua possiamo iniziare da una 120 a bassi giri,
Però se abbiamo delle superfici più lisce, il mio consiglio è partire da una 180, quindi in questo caso qua andiamo a utilizzare 120, 240, 320, tutti a bassi giri, poi dalla 600 in poi possiamo aumentare i giri anche quasi al massimo, quindi poi 600, 1000, 3000, 4000 e 6000. Ecco il lavoro finito. Volendo, nella prima mano che abbiamo fatto si poteva già carteggiarlo con le prime grane rendendolo un po' più lucido. Io in questo caso qua volevo proprio un effetto a contrasto materico, no? Sotto proprio il grezzo e sopra il liscio cromato, il rame, no? Che si vede. Quindi abbiamo fatto questa lavorazione materica con il nostro stencil e il nostro metal cooper. Quindi una volta finita la lucidatura del nostro metal cooper, se vogliamo possiamo andare ad ossidare alcune zone per far uscire fuori quel verde rame o tipo del rame un po' rovinato, eccetera eccetera. In questo caso qua abbiamo il nostro ossidante e lo applichiamo con un po' con la spugna marina.